Signori, c'è una famiglia che ha perso una ragazza che non c'è più, è morta, l'hanno uccisa. E ci mancherebbe, Carlotto è stato riabilitato, fa la sua attività di scrittore e se uno vuole comprarsi il libro se lo compra, ci mancherebbe nessun tipo di problema, ma che il servizio pubblico dia spazio, dia vetrina, dia appunto comunque opportunità a chi ha queste ombre nel passato, a me fa venire molti ma molti dubbi. E polemica sul ruolo di conduttore affidato dalla televisione di Stato al padovano Massimo Carlotto, condannato a 18 anni di reclusione dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia per l'omicidio di Margherita Magello, la 24enne uccisa a coltellate nel gennaio del 1976. Carlotto fu poi graziato nel 1993 dal presidente Scalfaro al termine di una vicenda travagliata. Capiremo e vedremo se basta magari una mia lettera o indirizzata al CDA della RAI o a chi appunto è responsabile della rete dove verrà trasmessa questa diciamo così serie di puntate, perché ripeto, secondo me la cosa non è opportuna, specialmente nei confronti di una famiglia che ha perso la propria figlia e che penso non abbia dimenticato quello che è avvenuto. Nel 2004 il Tribunale di Cagliari ha sancito con sentenza la riabilitazione di Massimo Carlotto, che all'epoca dei fatti era militante di lotta continua, ma per Ciambetti c'è una questione di sensibilità. Assolutamente scarsa sensibilità e magari anche qualche vecchio amico che negli anni è rimasto amico nonostante appunto vicissitudini non sempre, ripeto, eleganti per una vita di una persona.